gioca su Russo che poi mette un cross. Attenzione, Bonello di testa! Bonello per il vantaggio della Palmonball. Occhio a Rappa, poi palla allontanata, poi il Russo ci mette il piede per rimetterla in avanti, però occhio a Piscopo che conquista palla, e poi Bonello, e poi il Russo, e occhio al colpo di testa, e poi c'è Zerbo! Gaetano Zerbo per il 2-0 della Palmonball con questa azione. Bonello, occhio a Bonello che dentro l'aria può rendersi pericoloso. Ancora Bonello, poi prima mette la palla per Torres, questa palla di battuta, poi Zerbo per il 3-0 della Palmonball, e firma la sua doppietta personale Gaetano Zerbo. Un'altra azione buonissima della Palmonball. Attenzione a questa offensiva tanto della Palmonball. Russo sul passaggio con Rappa, poi Bonello prova il tiro e il gol del 4-0 per la Palmonball. Ma che gol ha fatto, signori ragazzi, Bonello. E occhio a questa palla però troppo contro sicurezza regalata al Bagheria. Attenzione al numero 13 che può provare il tiro e la rete del numero 13 Fontaura. Poi il numero 20 Abate, colpire la palla, Tartamella, attenzione a Druetta che riesce a recuperare palla, Druetta, serve poi Correa, e Correa, attenzione, Correa che con una prodezza riesce a firmare il 5-1 su assist di Druetta su questo lancio in avanti.